Buongiorno, benvenuti alla nostra rassegna stampa. Vediamo quali sono i principali fatti di oggi sui quotidiani. Allora, la guerra in Medio Oriente è sempre in primo piano, ma si parla anche dello scontro politico legato al referendum per la riforma della giustizia e poi tante notizie di cronaca. Si parla anche della famiglia nel bosco, i bambini che sono stati allontanati dalla madre secondo il Tribunale dei minori dell'Aquila, e poi tutte le naturalmente le polemiche per questa decisione dei giudici. Ma intanto andiamo a vedere la prima pagina del Corriere della Sera con il titolo di apertura: Trump, guerra quasi finita. Il presidente degli Stati Uniti sente Putin dopo un silenzio lungo diversi mesi, telefonata di un'ora con Putin per parlare di Iran e Kiev. La NATO abbatte missile. Intanto in Turchia i raid fanno volare il petrolio, le borse in altalena, Macron missione a Hormuz. E poi vediamo il referendum, Meloni che pubblica un video per spiegare le ragioni del sì. Niente crisi con il no, assicura Meloni, e poi scontro sulle parole di Bartolozzi, le frasi shock del capo di gabinetto del ministro della giustizia Giusy Bartolozzi, ospite tra l'altro a Il Punto di Telecolor, ha rilasciato una serie di dichiarazioni che hanno fatto scoppiare la polemica politica. Intanto il PD attacca, basta con gli show. Vediamo questa fotonotizia con questa bimba, Anisa Murati, aveva 7 anni quando è annegata nel luglio di 2 anni fa durante una gita al biolago del Bioparco Acquaviva di Caraglio. Anisa annegata in gita a braccialetto sbagliato. I PM in 6 a processo le assegnarono il colore di chi sa nuotare. Vediamo la notizia sulla casa nel bosco, la reazione dei giudici che dicono con noi toni aggressivi. Intanto il governo manda degli ispettori per fare chiarezza appunto sulla decisione di allontanare questi bambini da entrambi i genitori, anche dalla madre. E poi si parla della morte del boss di Cosa Nostra, Nitto Santapaola, cordoglio shock, i messaggi per il super boss, il re di Catania, oppure sei stato un grande uomo e così via. Dal giorno della sua morte sui social è un susseguirsi di messaggi che celebrano appunto Nitto Santapaola, per 33 anni rinchiuso al 41 bis. Vediamo Repubblica, Iran e petrolio, Trump sente Putin, questo è il titolo, telefonata tra i due leader, il presidente degli Stati Uniti, la guerra è pressoché finita, la NATO abbatte missile di Teheran sulla Turchia, il greggio sopra quota 100 poi scende. Giorgetti, il caro bollette colpisce la sicurezza economica, Unione Europea pronta a nuove misure. E anche qui vediamo la bufera su Bartolozzi che ha detto la magistratura è un plotone di esecuzione, le opposizioni, la capo di gabinetto di Nordio si dimetta. Meloni in un video di 13 minuti, votate sì per i vostri figli. E poi c'è un'intervista dell'Ishline, la Premier dà la colpa ai giudici perché non è capace di governare. Vediamo il Giornale a proposito di queste parole di Bartolozzi. Il Giornale scrive: la sinistra antinordio inventa il caso Bartolozzi, interviene il ministro, si scuserà. Le parole appunto PM, plotoni d'esecuzione, ma anche tante altre frasi che sono state pronunciate, dicevamo, all'interno del punto su Telecolor, andato in onda sabato scorso. E poi restiamo sul Giornale per vedere anche le altre notizie. A proposito di referendum della giustizia, il 99,6% dei giudici si autopromuove. Meloni in campo, andate a votare. La denuncia del ministro Zangrillo sulla casta in toga. E poi video appello della Premier a 12 giorni appunto dal referendum, che non sarà una prova per il governo perché Meloni
ha detto: se dovesse vincere il fronte del no non mi dimetto, ma intanto pensa ad un piano B e lo vediamo sul dubbio, legge elettorale e poi elezioni, idea Meloni se vince il no, così la Premier è pronta a prendere le opposizioni in contropiede. In caso di sconfitta nelle urne il 22 e 23 marzo la tentazione delle elezioni anticipate diventerebbe probabilmente invincibile. Convocando le elezioni subito, la Premier si sottrarrebbe a un anno di via crucis a ridosso del voto per le politiche e troverebbe una controparte completamente spiazzata. Questa potrebbe essere una strategia appunto di Meloni, anticipare le elezioni di fronte, diciamo, a un'opposizione che non è completamente coesa e compatta. Andiamo a vedere anche la stampa di oggi. Caro petrolio, pronto lo scudo, barile a $120, poi cala a 85. Il decreto prelievo IVA dagli extra profitti ogni 15 giorni, Giorgetti, misure come con il Covid. E poi Trump, la guerra è praticamente finita, giallo Khamenei, piazza piena a Teheran, ma lui non c'è. E poi come cambia la guerra che oggi si fa anche con l'utilizzo dell'intelligenza artificiale. La stampa scrive: intelligenza assassina. L'AI, ultima arma di uccisione di massa nelle guerre, da Musk a Palantir, Anthropic si ribella. Ancora vediamo Avvenire, armi e ancora armi, questo è il titolo. Traffico globale salito del 10% in 5 anni, l'Europa triplica l'import, il 48% proviene dagli Stati Uniti, la NATO abbatte un missile di Teheran sulla Turchia, Beirut apre al negoziato con Israele. Intanto proseguono i raid incrociati in Medio Oriente e incoronato Khamenei Jr., l'Iran sulla via della monarchia. Il resto del Carlino, borse e petrolio è allarme, ma Trump parla di una guerra quasi finita. Il greggio tocca $120 al barile, poi scende. Il G7 è pronto a utilizzare le riserve strategiche di oro nero che potrebbero bastare per 3 mesi. Il tycoon telefona a Putin e annuncia: le operazioni in Iran vanno veloci, Wall Street riprende quota. E poi vediamo ancora, a proposito del dopo Khamenei, arriva il figlio, Mojtaba Khamenei, folla per l'erede appunto della guida suprema, la NATO abbatte missile in Turchia. Nel taglio basso vediamo la vicenda dei bambini del bosco, ora scontro sull'invio degli ispettori appunto da parte del governo per verificare le decisioni, per chiarire appunto le decisioni dei giudici del Tribunale dei minori. Il Tribunale dice toni aggressivi. Intanto la mamma è stata separata dai 3 figli e il Ministero vuole chiudere la vicenda. E poi ancora si parla della strage di Capodanno a Crans-Montana. Anche il sindaco adesso è tra gli indagati e sui Moretti spunta l'ombra del riciclaggio. Nelle carte dell'inchiesta il giro di soldi per il pub. Restiamo su questa pagina per vedere le parole di Mattarella per quanto riguarda la giornata internazionale della donna. Mattarella: donne protagoniste, ma la parità ancora manca. Il Fatto Quotidiano, vediamo accise, Meloni disperata cerca una sponda nel PD. E poi Giorgetti, sicurezza energetica in pericolo. Intanto salta il decreto benzina, è inutile, non si fa più, Roma chiede aiuto all'Unione Europea e la Premier sonda la destra Dem in vista di domani alla Camera. E poi qui vengono riproposte delle foto estrapolate da un video quando ancora Meloni era a capo dell'opposizione di governo, era il governo Draghi, e quando proprio parlava del taglio delle accise. Ancora vediamo il Sole 24 Ore, corsa del greggio a $120, poi il crollo, Giorgetti: serve un piano dell'Unione Europea straordinario. E ancora Il Piccolo, vediamo la guerra agita il
turismo, petrolio, montagne russe. Le agenzie parlano di annullamenti, ma soprattutto di attesa, bene invece le mete considerate più sicure. E poi la telefonata di un'ora tra Trump e Putin, si incrociano i destini di Ucraina e Iran, il Tycoon, conflitto praticamente concluso, finirà presto. La Verità: petrolio sicuro per 20 giorni contro l'impennata dei prezzi. Per il blocco di Hormuz i G7 utilizzeranno 400 milioni di barili delle riserve strategiche che basteranno per 3 settimane, come dicevamo, ma se la guerra dura di più, si chiede appunto il quotidiano diretto da Maurizio Belpietro. E poi nel taglio centrale: fermate quei giudici, fanno male ai bimbi. Parlano i più quotati psichiatri italiani che difendono la famiglia nel bosco, da Andreoli ad Ammaniti fino a Risè. Tutti criticano con parole di fuoco le decisioni del Tribunale dei minori dell'Aquila. Errore gravissimo separare i Trevaglion. C'è il rischio della schizofrenia, ma le toghe ascoltano le assistenti sociali invece degli esperti. Si parla tanto di questa vicenda della famiglia nel bosco, che è diventata un caso non solo giudiziario, ma anche che ha scosso l'opinione pubblica, ma anche un caso politico, proprio alla vigilia del voto per il referendum della riforma della giustizia. Ecco, viene presa anche come esempio di mala giustizia da una parte politica, dal fronte del sì alla riforma. Andiamo a vedere Libero. Il no demolito in 14 minuti a proposito del video pubblicato da Meloni, che scende in campo per il referendum. Non si vota sul governo, comunque vada non mi dimetto, i progressisti non useranno più la giustizia quando perdono alle urne, la sinistra sbraita, pensi alla guerra. E poi Palamare: il sistema va cambiato, Fumarola della CISL, democrazia non a rischio, sempre a proposito del referendum. E poi Il Nuovo: Khamenei al bivio, martirio o resa, si chiede appunto Libero. Scendiamo, vediamo anche questa notizia: vacanza a Cuba con la flottiglia, ecco quanto costa. AVS si mobilita, noi con l'Havana contro Trump, il programma della spedizione con Salis, volo, pernottamento e piazzate pro regime a 960 euro, pasti esclusi. Ci fermiamo con questa notizia, facciamo una breve pausa, ritorniamo tra poco con la seconda parte della nostra rassegna stampa, i fatti regionali, ma subito gli aggiornamenti dal nostro sito siciliaweb.it. Bentrovati, seconda parte della nostra rassegna stampa. Dicevamo subito gli aggiornamenti dal nostro sito siciliaweb.it con questa notizia in primo piano, notizia di questa mattina: mafia e corruzione, indagato il direttore del Policlinico di Messina. Avrebbe favorito il boss di Favara, Carmelo Vetro, finito in carcere. Arrestato anche un dirigente della regione. Allora andiamo a vedere questa notizia nel dettaglio. Stiamo parlando di Salvatore Iacolino. La Procura di Palermo ha disposto una serie di perquisizioni nelle case e negli uffici del direttore generale del Policlinico di Messina ed ex parlamentare europeo del PDL Salvatore Iacolino, nominato alla guida dell'ospedale della città dello Stretto la settimana scorsa. Iacolino è indagato per concorso esterno in associazione mafiosa e corruzione aggravata dall'aver agevolato Cosa Nostra. Secondo i magistrati della DDA di Palermo, guidati dal procuratore De Lucia, il manager avrebbe messo a disposizione del boss di Favara, suo compaesano Carmelo Vetro, già condannato per associazione mafiosa, l'influenza e la rete di relazioni costruite grazie alla posizione ricoperta alla regione come dirigente generale del Dipartimento Pianificazione Strategica dell'assessorato alla salute.
e la sua esperienza politica, contribuendo al rafforzamento del clan di Favara. Il nome di Iacolino è stato uno dei nomi caldi di questi ultimi mesi, ricordiamo, a seguito di tutta una serie di inchieste che hanno riguardato il mondo della sanità siciliana. Oggi arriva appunto questa notizia. All'ex deputato i PM contestano di aver sostenuto gli interessi economici del capomafia e dei suoi uomini, come l'imprenditore Giovanni Aveni, dando loro informazioni su procedure amministrative in corso o agevolando incontri con importanti funzionari regionali come il manager dell'ASP di Messina Giuseppe Cucci, la vicepresidente della Commissione Antimafia Siciliana Bernadette Grasso e il capo della Protezione Civile Salvatore Cocina. Questa, dicevamo, la notizia di oggi in primo piano su siciliaweb.it. La notizia del giorno, e poi vediamo sempre in primo piano sul nostro sito ancora queste parole: la magistratura è un plotone di esecuzione, le parole del capo di gabinetto del ministro Nordio, e poi vediamo ancora Nitto Santapaola che sarà cremato, le sue ceneri a Catania, ma non ci sarà nessun funerale per il capo di Cosa Nostra. E poi comando assalta gioielleria con l'escavatore, una gioielleria di Licata. Queste le principali notizie, ma dicevamo la notizia del giorno è questo nuovo caso di corruzione e mafia con questo indagato eccellente. Ritorniamo alle prime pagine dei quotidiani. La Sicilia di oggi, vediamo intanto la guerra in Medio Oriente, e poi gli effetti sul turismo. Sicilia orfana dei voli dall'Asia, disdette nei 5 Stelle di Taormina. Ancora, vediamo altre notizie, si parla di Niscemi, c'è questa relazione degli esperti acquisita agli atti dai PM della Procura di Gela che stanno indagando, carte in tavola, questo è il titolo. E poi, per quanto riguarda il referendum sulla giustizia, togliamo di mezzo la magistratura, appunto bufera su Bartolozzi, su Giusy Bartolozzi, capo di gabinetto del ministro della giustizia Nordio. Regione, terzo mandato, replay all'Ars che continua a non fare leggi. Torna a Palazzo dei Normanni il DDL sul terzo mandato dei sindaci nei comuni sotto 15.000 abitanti, strada in salita all'Ars che nel 2026 ha votato una sola legge. Vediamo nel taglio basso invece il Catania che ieri ha giocato in casa contro la Casertana, finisce 0-0, Catania ha spuntato, la vittoria non arriva. Andiamo all'interno a vedere qualche approfondimento. Intanto gli effetti della guerra in Medio Oriente, in Sicilia, intanto si vedono sul turismo, Catania senza voli verso l'Asia, nei primi 10 giorni di guerra. Cancellati 5 voli a Fontanarossa, circa 1000 passeggeri sono rimasti a terra, disdette a Taormina. E poi il caro carburanti, il governo pensa alle accise mobili ma servono risorse. Il Codacons intanto teme un effetto tsunami sui prezzi al dettaglio, calcola che con il prezzo medio del gasolio in modalità self di 1,970 al litro, superiore del 14,3% rispetto a fine febbraio, fare il pieno costerà oltre 12 euro in più, si parla di 296 euro in più all'anno. La Verde self-service invece è aumentata di circa il 7%, con una maggiore spesa da circa 5,8 euro a pieno, quasi 140 euro in più all'anno, sempre secondo il Codacons. Andiamo a vedere invece a Niscemi, frana accelerata dalle forti piogge ma decisiva l'assenza di interventi. La relazione dell'Università di Firenze acquisita agli atti
atti dell'indagine della Procura. La zona rossa e case a rischio fino a 83 metri dal ciglio del dissesto. L'orefice del Movimento 5 Stelle si avvii la commissione d'inchiesta a Roma. E poi a Niscemi c'è un altro pericolo nell'area della MUOS. Il sindaco scrive: a Sigonella cede l'area vicina alle parabole. Ancora restiamo sempre sulla Sicilia e vediamo a Palermo, nel palermitano, ancora racket in azione, camion distrutti a sassate, la terza intimidazione per un'impresa di Misilmeri. Per Giusto Giordano, l'imprenditore, gravi danni ai mezzi ma rifiuto netto di ogni compromesso. Giusto Giordano che dice: resterò sempre dalla parte della legalità. E poi si parla anche dello chef Natale Giunta, che ha fondato un movimento, No Maranza. La denuncia social: hanno rubato un POS durante la festa delle donne. Paga alla cassa, poi torna indietro e ruba il POS. Il furto però viene registrato dalle telecamere e diffuso sui social. L'episodio si è verificato in uno dei locali gestiti appunto dallo chef Natale Giunta durante i festeggiamenti per la festa della donna, e a pochi giorni di distanza dalla costituzione di questa associazione appunto No Maranza. Ieri è stata una giornata pazzesca, ha raccontato sui propri canali, ma purtroppo non manca mai lo stupido di turno che deve rovinare tutto. Vediamo la prima pagina di Palermo, le nubi sull'estate di Mondello, il futuro tra bandi e ricorsi al TAR, la commissione urbanistica per le concessioni regione e comune collaborino. E poi la prima pagina invece di Catania, Corte dei Conti, striglie e revisori, mai inviati i dati sul bilancio. La magistratura contabile invita il comune a prendere provvedimenti. A Ragalna, dopo il terremoto di qualche giorno fa, è richiesto lo stato di crisi regionale al presidente della regione, appunto Schifani. Vediamo anche il calcio, la Catania che si ferma con uno 0-0. Toscano, viviamo un momento in cui non gira per il verso giusto. Abbiamo creato, le vittorie torneranno perché nessuno ha smesso di crederci, cambiare sistema non è la soluzione, bisogna occupare meglio gli spazi in alcune occasioni. E poi le parole anche di Capitan Di Tacchio: senza filtri la nostra prestazione c'è stata, ma continuiamo a non incidere, bisogna sfruttare al massimo anche quelle poche occasioni che si riescono a creare, le parole del centrocampista. Sempre sulla Sicilia, nelle pagine dedicate allo sport, continuiamo a parlare di Serie C, delle altre due siciliane di Serie C, Trapani e Siracusa, problemi non solo in campionato ma anche nelle aule giudiziarie. Trapani viene penalizzato di altri 5 punti, ma almeno non è stato cancellato. La preoccupazione maggiore dei tifosi era legata alla sanzione più pesante. Il presidente Antonini replica sui suoi social e intanto riporta in granata l'esterno Besballa. Il Siracusa evita un altro -3 di penalizzazione, ma per la società e i tifosi l'incubo non è ancora finito. Vediamo la prima pagina di Repubblica Palermo, referendum, la partita del tribunale, PM avvocati in campo, un giorno nel palazzo, diventato luogo simbolo della sfida elettorale. Vediamo appunto questo striscione: Palermo vota no. Ci sono anche le parole dell'ex sottosegretario Alessandro Garilli che parla di una riforma confusa e parziale. E poi disuguaglianza e flop della spesa, a rischio 1,5 miliardi, impiegato il 7% delle somme FSE, la metà della media italiana. PD e 5 Stelle attaccano Schifani. Consulenze DC, l'assessorato è una famiglia, vediamo nel taglio centrale, e poi ancora nel taglio basso uno smottamento al MUOS di Niscemi, l'allarme del sindaco. Vediamo la prima pagina del Giornale di Sicilia con questa notizia: visite extramenia
Intramenia, scusate, maxi incassi dei medici. Il record spetta ad un camice bianco del Garibaldi di Catania che ha guadagnato 261.000 euro appunto con le visite intramenia, tanti sopra i 100.000 euro. E poi pulizie a Mondello, anzi no, la Capitaneria ferma i lavori. Controlli su raccolta e smaltimento di posidonia e altro materiale, sabbia da togliere, chiesta al Comune le autorizzazioni regionali. Andiamo a vedere la prima pagina della Gazzetta del Sud. Intanto questa notizia di cronaca: Messina morì dopo un TSO, gravi responsabilità, svolta nell'inchiesta sul caso Auliera, il 36enne morto dopo il trasferimento in ambulanza. Nuovo importante step in questa inchiesta su questo decesso per questo 36enne messinese sottoposto a TSO, morto dopo un viaggio in ambulanza da Messina a Corleone. Il PM di Termini Imerese ha ricevuto la consulenza medica che aveva affidato a un pool di 5 medici. Secondo i consulenti ci sarebbero delle responsabilità nella catena di interventi di assistenza medica che hanno contraddistinto la vicenda del giovane durante la permanenza a Messina. Le condotte appaiono tecnicamente riconducibili a imperizia nella valutazione e gestione del rischio clinico e nella pianificazione del trasferimento, con necessità di apprezzarne la gravità alla luce dei criteri normativi e giurisprudenziali applicabili. E poi si parla sempre di sanità in Sicilia, appunto i maxi incassi dei medici intramenia, diffusi i dati del 2024, cifre record, dicevamo, per un professionista del Garibaldi di Catania. A Messina, movimenti preelettorali in vista delle prossime amministrative. Basile, l'ex sindaco, mostra i muscoli, l'ex sindaco al fianco di De Luca presenta ben 15 liste, si punta ad arrivare a 1000 candidati, il centrodestra ufficializza Antonella Russo del PD. Ci fermiamo con questa notizia, grazie per averci seguito, a tutti voi una buona giornata, la rassegna stampa ritorna domani mattina.